Nuova politica vo cercando, nuovo modello di sviluppo. Se sono ancora vivi gli fischieranno le orecchie e se nel frattempo non lo sono più si girano un po' nella tomba. Qualcuno ha detto che abbiamo delle responsabilità, oltre, non solo Berlusconi le ha, ma anche noi. Può darsi che Berlusconi stesso sia una nostra responsabilità, perché forse non sarebbe neanche esistito se noi fossimo stati diversi. Ora, come dobbiamo essere da oggi? Nuova politica sarà solo qualcosa che riuscirà a sanare tutte le contraddizioni che sono emerse stasera, oggi pomeriggio, tra uomini e donne, tra impresa e lavoratori, tra conservatorismo e modernità, tra problemi economici, tra diverse visioni di un bilancio, di una società. Tutte le contraddizioni possono sanarsi anche tra istituzioni e idealismo. Possono sanarsi solo se riusciamo a trovare quella chiave che è talmente alta e talmente condivisibile che non ci lascerà più il tempo di discutere in modo autoreferenziale, perché ci darà talmente tanto da fare che non avremo veramente più il tempo da sprecare. E secondo me questa chiave è la ricerca. Fino adesso ci hanno fatto credere che da una parte c'eravamo noi idealisti un po' così, no? Troppo social coinvolti, e dall'altra parte le persone ragionevoli, quelle che guardano i soldi, quelli che guardano di far tornare i conti. Ma questo è un falso conflitto, come falso è il bilancio che ci dà in crisi, perché continuiamo a vivere su un bilancio che non tiene conto dell'unico oggetto sociale di uno Stato, che siamo noi. In un vero bilancio noi siamo ragione sociale, risorsa, siamo capitale, mentre in un falso bilancio come adesso siamo solo costo, siamo solo voce di spesa. Allora, se noi invece di contrapporre all'economicismo dicendo bisogna salvare gli ideali, diciamo bene, il terreno del discorso è un bilancio, sono i soldi, bene, il valore, dobbiamo funzionare come società, ok, stiamo pure alle vostre regole, però tu mi metti come capitale, tu ogni spesa che fai su di me lo fai risultare un investimento, ogni ragazzo che va all'estero la registri come perdita, tutto deve venire fuori in quel bilancio e allora solo così viene fuori la vera fotografia della società, viene fuori un nuovo modello di sviluppo e tutte le contraddizioni come le donne, quale risorsa, sono anche le donne che teoricamente non producono, o i disabili, tutte quelle cose che sono gravame, no? Tutto allora emerge e allora sì, si può inventare qualcosa di diverso, di rivoluzionario, ma non violento, solo emerso. Io credo molto in questo e credo che se noi lanciassimo, e chi se non noi, una gara tra esperti, università, studiosi di economia per poter fare un modello di sviluppo appoggiato sul riconoscimento di una nuova economia dove al centro c'è l'uomo, il suo valore, uomo-donna, il suo valore, il suo futuro, il suo benessere. Arrivederci PIL, ma noi non possiamo cancellare il PIL senza sostituirlo con niente.
Allora sfidiamo tutta la sinistra, il centro-sinistra, a reinventare l'economia su basi diverse, vere, non idealiste, tra virgolette, vere, in modo da tappare la bocca a chiunque ci faccia i conti in tasca. E allora saniamo tutte le contraddizioni per cui l'imprenditore gli sarà restituita dignità, al lavoratore sarà restituita dignità, alla donna sarà restituita dignità, a tutti sarà restituita dignità, che è l'unica cosa che manca, prima ancora dei soldi. È l'unica cosa che può salvarci, perché l'analisi di cui si parlava, come potremmo andare a finire, noi stiamo già andando a finire, è già un po' grave la situazione, quindi secondo me dobbiamo darci veramente una mossa. Se aspettiamo un altro po', non so quanto possiamo aspettare ancora. Scusate la mia ingenuità, io non conosco tutte le contraddizioni interne e esterne, ma sono forse felice di non conoscerle, perché questo mi dà la faccia per passarci sopra, perché è ora di passarci sopra, sennò qua c'è solo una cosa. Io ho sentito sottovalutare molto quello che sarà il risultato di Vendola se si presenta, soprattutto dei suoi. Ha solo una possibilità di perdere, se noi non lo rappresentiamo bene, perché la gente ci guarda e allora potranno rinfacciarli: guarda i tuoi, vedi che parlavi soltanto, che le tue erano parole vuote, e quindi allora sì, lui perderà, e perderà con molto disonore. Quindi abbiamo una grande responsabilità, enorme, troppo grossa. Non la perdiamo, per favore. Scusate.